Siamo veramente distrutti. Ripartirete però. Siamo una grande forza di giovani, speriamo di riuscire, capito, di affrontare questo danno che adesso vi faccio vedere, è solo da piangere, solo da piangere. Le parole di Paolo, uno dei soci dell'azienda agricola del Titti a Fiaschetti di Caneva, hanno colpito nel profondo. Parole di dolore dopo aver visto andare in fumo in pochi minuti il lavoro di una vita. Sabato sera, come abbiamo raccontato, un incendio devastante ha colpito il fienile, distruggendo oltre 500 rotoballe, un trattore appena acquistato, una botte e un escavatore. I danni, secondo una prima stima, supererebbero il €1.000.000. Un colpo durissimo, soprattutto sul piano emotivo, per i soci e per i dipendenti dell'azienda. Una tragedia solo sfiorata grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi, che hanno permesso di circoscrivere il rogo e di mettere in sicurezza la stalla adiacente. Oltre 200, tra mucche e vitelli, sono stati salvati e sono rimasti fortunatamente illesi. Nelle ore successive, alla diffusione delle parole di Paolo, si è attivata una significativa macchina di solidarietà. Numerose le chiamate arrivate anche dall'estero, con clienti che hanno contattato l'azienda dalla Spagna e dalla Francia. Molti agricoltori hanno voluto manifestare poi concretamente la propria vicinanza, portando e donando nuove rotoballe fondamentali per l'alimentazione dei bovini e per consentire la prosecuzione dell'attività. Tra i primi a garantire un sostegno concreto anche la regione Friuli Venezia Giulia. Contattato telefonicamente dalla nostra emittente, l'assessore regionale all'agricoltura Stefano Zanier ha espresso la vicinanza delle istituzioni all'azienda colpita, assicurando attenzione e supporto in questa fase delicata. Nella situazione che è venuta a crearsi in quel di Caneva con questo devastante incendio, ovviamente come amministrazione regionale abbiamo già preso i contatti già dalla sera stessa nella realtà con la proprietà per dargli la disponibilità all'utilizzo degli strumenti finanziari regionali che consentano di adire alla liquidità necessaria per superare questo momento, perché sappiamo che per quanto possano esserci coperture assicurative c'è un momento di vuoto in cui è necessario fornire la liquidità. Questo è uno strumento che è attualmente già disponibile e che consentirà, io sono sicuro, di riuscire a gestire una situazione per quanto purtroppo il danno non sia reparabile.